Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Ciao Friuli Wine fans e benvenuto alla Taverna Friuli. Sono Wayne Young, il tuo amico, e siamo qui questa settimana con un'azienda storica, con una storia millenaria di tantissimi anni, tantissimi secoli. Rocca Bernarda. Carla Ungaro è nostro ospite questa settimana. Carla ovviamente lavora per l'azienda già da 25 anni, allora capisce tutto della storia, della produzione, di tutte le cose che succede a Rocca Bernarda, e devo dire che ci sono poche volte nella mia vita che ho imparato così tanto di un'azienda e che ho capito quanto ho sbagliato di questa azienda. Io ho sempre pensato che Rocca Bernarda era una rocca, un castello, una fortificazione. Non lo è, non è mai stato. Io ho sempre pensato che c'era qualche collegamento con questi cavalieri di Malta. No, invece no. Allora, è stato veramente un'esperienza, una giornata, perché prima di questa podcast, prima di questa registrazione, sono stato su a Rocca Bernarda con Carla per più di un'ora e mi ha spiegato tutta la storia, mi ha fatto vedere la storia di questa bellissima struttura, di questa bellissima azienda, e adesso capisco la vera storia di questa azienda storica qui in Friuli Venezia Giulia, la seconda più vecchia in questa regione, e spero che con questa puntata completa con Carla Ungaro anche voi capisce meglio la storia di questa grande azienda, Rocca Bernarda. Un'altra cosa che abbiamo fatto con Carla è stato, torniamo alla domanda del cavolo. Spero che vi piace l'idea del domanda del cavolo, una domanda un po' strana, un po' fuori del mondo del vino, una domanda un po' spirituale o strano o diverso, alternativa, ma comunque deve aspettare le fine di questa puntata completa con Carla. E voglio anche annunciare che sto lavorando su un progetto molto particolare. Per la prima volta nella storia di questo podcast, 4 anni, quasi 5 anni che sto facendo la taverna, esco di Friuli Venezia Giulia. E non solo, esco di Italia, perché non troppo nel futuro dedichiamo un mese intero parlando con i produttori di Brda del Collio Sloveno. Sto organizzando una serie di podcast con produttori di questa zona molto importante, che è cambiato tantissimo da 1998, quando sono arrivato qui in Friuli Venezia Giulia, e allora sono così tanto contento di presentarvi nei prossimi mesi, probabilmente dopo il primo dell'anno, delle conversazioni con produttori importanti, grandi, ma anche produttori piccoli. Non posso rivelare ancora i nomi, però se capite qualcosa del mondo di vino nella zona di Brda, sicuramente conoscete i nomi più importanti, ma non solo. Comunque, con questa notizia molto molto curiosa, molto importante per me, l'idea di portare la taverna fuori di Italia, e parliamo di una zona fuori del Friuli Venezia Giulia, però in qualche modo spiritualmente collegato con Collio e con Friuli Venezia Giulia, ma comunque volevo comunicare questo nuovo sviluppo della taverna. Però ti lascio adesso con questa puntata completa, allora quasi un'ora, insieme con Carla Ungaro di Rocca Bernarda.
Filtro, però solitamente non ci sono grandi problemi. Ok. Una delle cose, ti racconto una storia, perché c'era il mio amico che è appena tornato del Nuovo Mondo, no? E lui ha raccontato che ha visitato una cantina che ha detto, quest'anno facciamo il nostro 30° anniversario, siamo così contenti. E lui ha pensato, ci sono dei posti in Friuli Venezia Giulia dove si fa vino non per 30 anni, ma 300 anni, anche Certo. di più. E allora Carla Ungaro, grazie tantissimo per essere Prego. qui sulla taverna, grazie per prendere il tempo per venire a parlare con me, però volevo dire subito da quanto sta facendo vino Rocca Bernarda. Rocca Bernarda ha iniziato la località, le colline che circondano Rocca Bernarda e sulle quali Rocca Bernarda è nata, fanno vino da epoca romana. Da epoca romana? Sì, Ok. pensa a te che nel corso dei secoli, scavando nelle zone vicine alla cantina di produzione, erano venute alla luce resti di attrezzi di epoca romana e Wow. cocci d'anfore. Quindi gli agronomi romani avevano intuito che in queste zone collinari ci sarebbe stato un terreno fertile alla produzione, alla vocazione non solo della produzione vinicola, ma anche svariati alberi da frutta e olivi. Ma è una zona veramente impressionante come geologia di colline, perché ripida ma veramente denso di produzione di vino, ma anche tanta foresta, anche tanta bosco. Certo. Siamo riusciti a mantenere ancora una sua sorta di, come dire, di wilderness. C'è proprio una sorta di verde lussureggiante alternato a zone giustamente coltivate. Quindi l'eleganza di queste colline anche ha un'alternanza tra zona vitivinicola e zona ancora verdeggiante. Infatti noi poi oltretutto abbiamo anche zone di caccia, di conseguenza c'è questo alternarsi di boschi e di zone a coltura. No, sono delle bellissime colline che sono riuscite comunque, nota infatti anche la panoramica alle tue spalle, sono riuscite comunque a mantenere un aspetto assolutamente naturale. Vedi la mano dell'uomo, ma non è invasiva, rispetta comunque quello che è l'ambiente segue naturale. un po' Esatto. la topografia della Assolutamente, zona. Non è stato assolutamente. completamente risvoltato, completamente distrutto Assolutamente, la naturalità della esatto. zona. Non è diventato dominio dell'opera umana. Esatto. E ti dirò che infatti quello, anche confrontandomi con i turisti che vengono a trovarci, la passione che li richiama a far turismo nella nostra regione, ovunque tu vada, dalla montagna al mare, è proprio questa assoluta tranquillità, questa impronta ancora molto naturale, molto legata alla natura, che affascina chi è alla ricerca di un turismo che non sia solo ed essenzialmente consumistico. Ok. E quindi trovi molti clienti appassionati del giro in bici, della camminata, della sciata fuori pista, e che qui ritrova proprio una realtà ancora del tutto inalterata. Hai sentito di questo evento che fanno domenica a San Giovanni Natisone, basato sull'enoturismo e il futuro? Io sono molto curioso di Allora, andare. guarda, io appartengo anche alle donne del vino. Ok. Sono socia, grazie a un invito proprio della presidente della Friuli Venezia Giulia, Elena Roppa. Sono Conosco entrata bene. già 2 anni fa. Avevo letto di questo argomento che c'è proprio a San Giovanni al Natisone. Esatto. Mi pare sede del comune, se non erro, sono lì, Villa De Brandis. De Brandis, esatto. E infatti è un argomento molto interessante che riprende appunto il sistema, il metodo dell'enoturismo, dell'accoglienza, dell'attenzione verso Sì. il pubblico non solo innamorato del vino,
ma innamorato del vino anche come esperienza proprio turistica. Molto, molto importante Sì, questo aspetto assolutamente, del vino. È assolutamente, sì. un aspetto del mondo di vino che serve essere un po' sviluppato qui in Friuli Sì, Venezia Giulia. sì. Sta crescendo, ma c'è tanto spazio per crescere. Sta crescendo, c'è tanto spazio per crescere e dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare sì dagli altri, ma anche da noi stessi e da quello che noi riusciamo a proporre agli altri. Quindi deve essere un enoturismo, però secondo me, o un turismo in genere, che si identifica in quello che rappresenta la nostra regione. Esatto. Io voglio parlare un po' della tua storia, prima che parliamo della storia lunghissima di Rocca Bernarda, però volevo parlare di te. Però Sì. prima di fare quello, e dimentico questa Sì. domanda, volevo chiederti cosa sta facendo Rocca Bernarda per incontrare questo mondo di enoturismo. Che iniziative fate voi per tirare o aumentare certo. il mondo di enoturismo? Allora, a dire la verità, il contesto nel quale ci troviamo a Rocca Bernarda è già di per sé Ok. un invito, perché un considera destinazione. assolutamente, innanzitutto è una delle realtà, la seconda più antica della regione. La prima è l'azienda vinicola Villanova di Farra, che nasce un secolo prima, in epoca scoperta dell'America, per intenderci. Wow. Un secolo dopo nasce Rocca Bernarda, quindi la seconda realtà vitivinicola più antica della regione, e quindi già il contesto in sé, quindi la struttura, la villa, questa villa rinascimentale, primo esempio di villa rinascimentale friulana, a 4 torri, già è famosa quindi per la propria peculiarità architettonica, Ok. seguita poi al fatto che negli anni d'oro, anni 70, anni 80, era considerata la perla enologica della realtà friulana Rocca Bernarda. Ricordiamo inoltre, facendo un lieve passo indietro, che nel 1906 Giacomo Perusini scrisse il trattatello sul Picolit, affrontando quindi le tematiche già accennate dal conte Asquini di Fagagna a metà del Settecento nelle sue opere agricole, in collaborazione con lo Zanon, e riprende in mano quindi l'argomento di questo vitigno sviluppando un testo successivo. Quindi sulla base di ciò Rocca Bernarda in sé è già famosa. Ovviamente non è una fama che deve restare statica, di conseguenza si fanno delle proposte sia di visite guidate classiche, nelle quali tu quindi organizzi degustazioni, visite storiche alla villa, visite un attimino più enotecniche per chi potesse essere interessato alla produzione in cantina. Considera che noi poi abbiamo una sala d'appassimento molto bella, nelle quali appunto il Picolit, nell'epoca in cui viene raccolto, si posa in queste cassette ad appassire per circa 4-5 settimane, e poi abbiamo dei temi legati un po' alla stagione. Per esempio in estate abbiamo aperitivo in terrazza, cioè calici al tramonto. Bello. Siamo legati al movimento turismo del vino, quindi abbiamo per esempio sabato San Martino in cantina. Con il Picolit si è deciso di creare anche degli eventi legati a una passeggiata nel vigneto secolare, con degustazione concentrata esclusivamente sul Picolit, con gli abbinamenti finalmente corretti che esaltano questo vino. Ok. Quindi, Cioè? svelo un segreto, il Formà di Frant. Molte volte si abbinava questo vino al Roquefort o al Gorgonzola, ma cos'è di più bello che scoprire, già esiste da un po', sia chiaro, circa il Formà di Frant è diventato famoso circa una 15, 20 anni fa circa, è un formaggio creato in Carnia da assemblamenti, proprio frantumazioni di vari formaggi, assemblati poi con del latte e della panna, e creano questo formaggio un pochettino, diciamo, importante in bocca, lievemente piccantino, perdonami il termine. Esatto, sì, spesso Pepato, mescolato sì, esatto, con pepe. bravissimo. E finalmente quindi abbiamo scoperto un formaggio
regionale in abbinamento al nostro prodotto regionale, e di conseguenza è facile quindi sviluppare delle tematiche che poi vengono, ti dico, pubblicate sul sito, sui nostri social, con i quali appunto i clienti possono scegliere il pacchetto e quindi decidere in quale esperienza immergersi. Bello, molto bello. Allora, torniamo da te. Sì. Tu mi hai detto, quando abbiamo fatto il bellissimo giro della Rocca questa mattina, che è 25 anni che tu sei coinvolta con Rocca Bernarda. Sì. Come mai è successo? Come sei entrata? Sono entrata per puro caso. Io provenivo già da altre 2 esperienze lavorative che non avevano niente a che fare col settore del vino. Succede una cosa meravigliosa, nasce mia figlia, Adelaide, nel 98. Per 2 anni decido di impiegare il mio tempo lavorativo part-time. Ok. E si conclude l'impegno con la seconda azienda nella quale lavoravo e pacificamente, tra l'altro, non c'era nulla, semplicemente non mi piaceva l'argomento, erano fibre ottiche, io che non capisco nulla di elettronico, informatico, dimmi tu come vuoi, non era la mia passione, decido di abbandonare il discorso. E un giorno, sfogliando un quotidiano locale, il Piccolo se non erro, butto l'occhio sugli annunci e c'è un'azienda vinicola prestigiosa del Cividalese che cerca una persona part-time con conoscenza di inglese e tedesco. Telefono e nel giro di un paio di giorni vengo assunta. Bella. Quindi inizio part-time inizialmente, mi viene affidato quello che era il compito, diciamo, più ludico, ma nel contempo più diciamo difficile, che è proprio l'accoglienza, quindi non avevo materiale pronto, ho dovuto crearmi un contesto di visite guidate in inglese, visite guidate in tedesco, quindi mi comincio anche ad informarmi sulla storia della Rocca, perché unica argomentazione che avevo era effettivamente questa autobiografia della contessa Giuseppina Antonini, Un secolo nella memoria, che mi dava un buon supporto per creare una storia, un'epoca, una continuità di Rocca Bernarda dall'epoca romana fino ai giorni nostri, però comunque ho dovuto lo stesso informarmi, diciamo, e fare delle ricerche e creare quindi una storia che desse anche un significato emotivo e appassionante all'ascoltatore, quindi al cliente, che è quello che poi ti ho esposto anche oggi mentre visitavamo le sale. E quindi da lì poi pian piano io quindi ho investito il mio tempo inizialmente quindi su negozio e su visite guidate, e poi man mano hanno preso piede ovviamente altri impegni, quindi per un periodo poi quello che è l'enoturismo è stato suddiviso tra me e la mia collega. Poi nel tempo si è capito che in realtà una figura che si dedichi a quello che è l'aspetto enoturistico dell'azienda è fondamentale, che sia legata ovviamente anche allo spaccio aziendale, quindi esuli un pochettino da quello che è la quotidianità burocratico-amministrativa, e di conseguenza poi abbiamo scelto insomma questa figura, abbiamo deciso di creare questa figura che gestisse autonomamente. Io poi dal punto di vista mio seguo sia la parte amministrativa che la parte commerciale estero, sono molto legata, tra virgolette anche affezionata, perché mi piace molto il tedesco, a quello che è il mercato germanico. E quindi seguo quindi con particolare attenzione la nostra clientela tedesca, supportata dal nostro agente che abbiamo ormai da tantissimi anni, anzi quando sono arrivata era già il nostro agente per la Germania. Di conseguenza poi sono sempre ovviamente pronta quando ci sono eventi presso i clienti, ad essere presente a queste manifestazioni, e non disdegno comunque quelle che sono le manifestazioni locali anche di una certa importanza. Vedi per esempio, infatti noi ci siamo conosciuti a Calici di Stelle a Grado lo scorso agosto. Esatto. Allora poi ovviamente è subentrato il tempo pieno, perché ovviamente il part-time già dopo qualche anno non era più sufficiente. Ovviamente. Allora il mercato tedesco e austriaco, diciamo, è molto importante per voi. Sì, è importante.
È importante perché è stato sempre un mercato comunque fidato e continuativo nel tempo e abbiamo appunto dei clienti storici, ma mentre l'austriaco è un po' autonomo, giustamente viste le distanze, quindi autogestisce i propri ordini, ha coraggio di passare da me, fare prende le l'ordine, scatole, prendere e andarsene. Ok. Anche fino a Monaco c'è una gestione diciamo abbastanza autonoma, poi fino alla Baviera. Poi dipende ovviamente dalla tipologia d'ordine, altrimenti poi c'è appunto il discorso logistico, quindi la spedizione. Sì, il mercato tedesco io ci credo moltissimo, fermo restando che a me la Germania piace tantissimo, però ti dico l'Europa dà un'ottima risposta, l'Europa in generale proprio dà un'ottima risposta alla produzione vini italiana e soprattutto insomma anche della nostra regione. E allora Europa, Italia sono i mercati più importanti Europa, per voi? Italia, poi Stati certo Uniti come sta andando? Stati Uniti stiamo ricominciando stiamo ricominciando anche perché poi sai c'è stato questo attimo di disagio dovuto alla decisione della percentuale del dazio, quindi aveva creato un po' di difficoltà proprio agli stessi importatori. Certo. Di conseguenza c'era stata un attimo così di indecisione, ma stiamo coltivando e lavoriamo, ti dico molto bene, abbiamo un'ottima risposta dal Canada. Dal Canada? Ah, sì. Ok, interessante. Sì. Allora, se ci sono dei giovani che stanno ascoltando, vedi che la conoscenza delle lingue può portarti in una direzione, una carriera importante. Assolutamente. Allora, tu inglese e tedesco? Inglese e tedesco, sì. Inglese e tedesco, assolutamente sì. Forse adesso... Un pochino più tedesco che inglese, più che altro perché l'inglese lo parlo disinvoltamente, sì, ma in tedesco anche penso. Pensi in tedesco? E quando devo parlare in tedesco penso, formulo la frase in tedesco. Mentre alle volte l'inglese tendo mentalmente ad avere un rapido check, un controllo in italiano e poi traduco e in tedesco penso in tedesco. Ok, sei arrivato a quel livello lì. Sì. Io ricordo facendo una visita in cantina in italiano che mentre che facevo la presentazione della cantina parlando in italiano che è diventato così naturale di parlare italiano. Infatti ti faccio i miei complimenti. Grazie, anche con questo bellissimo accento americano, ma avevo anche la possibilità di pensare in inglese quanto bene sto parlando in italiano. Ti facevi i complimenti. Infatti ho detto, mamma mia, ma sta venendo fuori l'italiano così facile oggi. Allora c'era quel momento quando ho detto, ok, forse con l'italiano riesco a andare avanti, però faccio tanti sbagli, però italiano, perché italiano è difficile, è complicato. Allora, tutte le lingue sono complicate, però secondo me più che la grammatica, quello che necessita è moltissimi vocaboli ed essere te stesso, cioè lanciarti e parlare, perché la peculiarità poi è data anche dal modo in cui tu esponi i tuoi pensieri, le frasi, quindi secondo me la grammatica poi un pochettino, anche in una lingua come il tedesco o come l'italiano, che sono estremamente rigide, con casi, eccetera, ti dico, la cosa più semplice è essere easy, fluidi e andare. Io lo butto, come ho detto. E poi parlare. E poi ovviamente quello che necessita, secondo me, molto il contatto con l'estero, perché in realtà la lingua si aggiorna continuamente, quindi se tu continui a parlare, per esempio in un inglese un po' aulico, dovuto al fatto che sulla base di quanto ti è stato insegnato e sulla base di quanto ti sei confrontato con l'altro, con chi è lingua madre, e non hai più contatti da tempo, poi noti che il tuo inglese o il tuo tedesco, insomma la lingua straniera nella quale tu ti esprimi è rimasta un pochino più chiusa, rigida a quelle che sono le espressioni che evolvono in continuazione. E questo l'ho notato soprattutto nell'inglese. L'inglese ha delle modifiche secondo me molto rapide nel tempo e infatti la cosa migliore, non andando spesso in Inghilterra, è proprio vedersi film. A questo punto, in madrelingua, magari col sottotitolo se a un certo punto vai in tilt e non riesci più a seguire il discorso, perché in realtà sono proprio le espressioni in sé che cambiano, sono quasi degli slang, perdonami il termine. Ti do un esempio chiaro di questa cosa. Quando ero giovane, che era tanto tempo fa,
c'era la festa delle fine dell'anno dove si veste in un modo molto formale a scuola superiore. Sì, sì, è la grande festa, come lo chiamano il prime? The prom. Yeah, sì, il Ok. prom, esatto. So, quando ero giovane io ero I'm going to go to the prom. The prom. Ok. Adesso è perso the. I'm going to go to prom. E per me è una cosa stranissima, ma stiamo parlando di, ok, 40 anni, però è cambiato. Allora tutti i giovani negli Stati Uniti dicono I go to prom, not go to the prom. E allora questo è solo un piccolo esempio, però ci sono 1000 altri esempi che vengono fuori. Ma il fatto di togliere l'articolo è come rendere la cosa più easy. Sì, esatto. Ok? E spesso con inglese Sei molto più informale di quello che dovrebbe essere. Vabbè, comunque chiusa questa parentesi che giustamente ci stava, questo è il mio inserimento in una realtà bellissima, dalla quale ti dico è molto difficile staccarsi. Cioè io credo proprio anni fa, quando sono stata assunta, di aver trovato quella che è la mia dimensione. Bello, perché il vino o perché le persone? Il vino. Innanzitutto vino, immediatamente le persone, l'ambiente nel quale lavoro, che non è poco, Sì. e poi quello che ti dà l'ambiente nel quale lavori, il prodotto per il quale tu lavori e tutto il contesto attorno. Eventi, esperienze, fiere, manifestazioni, è bellissimo. Ok. Mi sembra che c'è un certo orgoglio tuo, personale, di lavorare per questa azienda. Assolutamente, Sì. assolutamente. Sei orgoglio È di presentare. è un'azienda che tu ami, nella quale credi. E per la quale anche soffri alle volte, quindi questo secondo me, cioè per me è un piacere venire a lavorare, Infatti. con tutte le conseguenze che ci sono nel lavoro, perché hai giornate buone, giornate cattive, però è bello, è un mondo che mi riempie. Infatti, anche per me devo È dire. un mondo che mi riempie, devo dirti il vero. Spero che le persone che hanno dato questa opportunità di lavorare in questo bellissimo contesto apprezzano questa passione che hai tu. Perché Sì, è importante. assolutamente, ma Bene. certo, tanto Bene, già il bene. fatto che mi avessero detto vai, fai questo podcast e dopo mi raccomando facci sentire cosa hai detto. Ho detto tranquilli, è tutto in regola, non preoccupatevi. Ah, Questa sì, è una no. battuta perché abbiamo un rapporto anche abbastanza easy, insomma, quindi Benissimo. ho soltanto giustamente comunicato che c'era questa splendida opportunità di far conoscere anche in questo modo, attraverso appunto te che ringrazio nuovamente, la grazie a te. nostra realtà. Bene, benissimo. Allora, parliamo un po' proprio di Rocca Bernard, perché oggi mi ha esploso tanti diversi preconcezioni che ho avuto su Sì. questa azienda. Sì. Io sono sempre pensato che Rocca Bernard era proprio una rocca, è una cosa fortificata, militare, ma non lo è. No, non lo è assolutamente. E ho pensato che è sempre stato parte dell'ordine di Cavalieri di Malta, invece questa è una storia abbastanza recente. Certo, Allora, assolutamente. portaci indietro Sì. per dare una panorama, un timeline, qualcosa nel modo tuo, Certo. della storia di Rocco Bernard, perché Certo. io oggi ho imparato tantissime cose. Sì, allora guarda, innanzitutto torniamo lievemente indietro, ma Ok. sarò rapida nel riassumerti i periodi storici. Allora, come ti dicevo, in epoca romana la collina si chiamava collina di Azzano. Azzano. Azzano, Z più o meno dolce, comunque Azzano. Ok. Dal nome di Azio, ex legionario, che ricevette quella zona lì, quell'area lì, diciamo a mo' di compenso per il proprio lavoro, diciamo, per la propria operosità come ex legionario, quindi per la fedeltà all'impero. Quindi si ritira, viene donata quest'area nella quale lui crea una azienda agricola. E azienda agricola che si trovava proprio alle basi del caseggiato nostro di produzione, dove appunto scavando poi nel corso dei secoli vennero alla luce questi coccidanfore, questi attrezzi dell'epoca romana, eccetera. Quindi crea questa azienda agricola, la organizza e sulle colline
ripulite dai boschi, quindi vengono adattate alla coltura di alberi da frutta, svariati alberi da frutta, vigneti e ulivi. Ok. Oltretutto gli agronomi romani scoprono proprio nel Friuli una mela autoctona, tuttora prodotta, all'epoca chiamata mela maziana. Era una piccola mela di cui testimonianza tu trovi anche nei mosaici esposti al Museo Archeologico di Aquileia, Dai. dove nelle rappresentazioni dei banchetti patrizi tu trovi queste piccole mele rosse. Erano proprio di produzione della nostra area, della nostra regione, chiamate all'epoca appunto maziane dal nome dell'agronomo Mazio, Ok. e tuttora da noi prodotte in Friuli e conosciute col nome di mela Iulia. Mela Iulia. Iulia, Ok. esatto. Devo cercare questa Vai, mela. guarda, le trovi alla Coop. Alla Coop. Ok, Sì. vado a cercare. Quindi in epoca romana, quindi queste colline erano già vocate alla produzione. Poi succede che il patriarcato di Aquileia, che era, diciamo, possedeva, aveva sotto la propria egemonia, sotto il proprio controllo anche queste zone collinari, decide però di lasciare questa parte remota per loro, in questo caso qui alla città di Cividale. Ok. La città di Cividale, non sapendo cosa farsene di quest'area, decide di donarla, di cederla, di passarla al controllo della famiglia Capiferro, una famiglia nobile di alto lignaggio di epoca di origine romana, la cui ultima discendente Pantasilea, sposando un Valvason Magnago, porta in dote questi terreni alla famiglia Valvason Magnago. Con i Valvason Magnago c'è una marcia in più. Ok. Già probabilmente nobili, dediti anche alla produzione agricola, decidono di riconvertire queste colline, che erano in fin dei conti ricoperte ormai da boschi, quindi nuovamente inselvatichite, Ok. alla Allora produzione un po' della lasciato vite. per Esatto, alla tempo. produzione della vite. Quindi nel 1559, come da lapide che testimonia proprio nel cortile interno del caseggiato di produzione il rimpianto della vite, e viene costruito il caseggiato dove noi tuttora abbiamo appunto i nostri spazi produttivi e la nostra sala d'appassimento del Picolit. Quindi 1559 vengono rimpiantate le viti, viene costruito questo primo caseggiato e molto probabilmente inizia la costruzione della villa, che viene ufficialmente conclusa 1567. Ok. Ed è il primo, come già ti accennavo, ma desidero ribadirlo, è il primo concetto di villa, il primo esempio, scusami, di villa rinascimentale friulana a 4 torri. Una torre è aperta da progetto e con all'interno un pozzo che, sfruttando una falda acquifera naturale, veniva utilizzato per uso domestico. Ok, e allora questi tori non erano tori militari? Assolutamente. Non è tori di difesa? No, assolutamente. Ok. Dava l'esempio di fortificazione, ma non lo era assolutamente, perché Ok. poi non ricordava inoltre una fortificazione medievale, lungi dall'esserlo. E poi se tu vedi lo spessore effettivamente delle muraglie esterne, soprattutto quelle che corrono lungo il giardino terrazzato all'italiana, che di certo tu in una fortezza non lo trovi, perché in una fortezza medievale tu oggettivamente hai tutto al suo interno, perché in caso di invasioni tutti correvano all'interno, Esatto, chiudevi i portoni, chiudevi Esatto. i vari muraglioni e i cancelli in ferro battuto, e lì tutti si riunivano all'interno. Invece qui c'è un'esposizione verso la natura, c'è un'eleganza, quindi il fatto di avere un giardino terrazzato lungi dall'essere una fortezza, e di conseguenza anche i muraglioni hanno uno spessore di 70 centimetri più o meno, non li ho misurati, ma a occhio tu li vedi che non danno assolutamente il messaggio di fortezza. Inoltretutto il muro che ti ho fatto vedere, no, con accesso, con il portone grande in legno che accede al giardino, fu costruito per motivi di privacy dall'ultima famiglia proprietaria, di cui ti parlerò dopo, ma in origine tu avevi un viale alberato che si introduceva direttamente in questo giardino terrazzato all'italiana, circondato dalle torri. Di conseguenza era proprio un progetto, una villa che doveva immergersi in
un panorama naturale già esistente, che non doveva andare a disturbare né a interrompere. Quindi era proprio, diciamo, l'architettura legata alla natura. Il Rinascimento in effetti cos'è? Dopo il Medioevo, che comunque, diciamo, a giustificazione del Medioevo dobbiamo negare il fatto che fosse un'epoca buia, ormai lo sappiamo, perché il Medioevo in realtà continuò comunque ad essere un'epoca di sviluppo. Diciamo però che col Rinascimento è proprio l'apertura verso nuove concezioni e recupero di forse qualche cultura persa, e quindi anche il binomio architettura-natura, produzione, la campagna ridata in gestione all'uomo che estrae da essa il meglio dei prodotti. Ecco, questo qui è l'epoca in cui viene costruita Roccabernata. Poi ti dico, proprietari Valvason Magnago restano fino al fine Settecento, quando l'ultima discendente, la contessa Margherita Valvason Magnago, sposando un nobile di origine veneta, Ricatti, porta in dote la proprietà a questa famiglia veneta, e da lì la villa diventa una struttura stanziale, cioè mentre prima probabilmente per i Valvason Magnago era solo un buon ritiro in epoca di raccolte o in epoche estive dove magari era più salubre ritirarsi in collina, perdonami, e con i Ricatti diviene invece diciamo un'abitazione stanziale. Quindi necessitano di chiudere per esempio le torri ad ogni piano, creando stanze in più. Quello che era un elegante porticato che, arrivando nel giardino all'italiana, conduceva alla chiesetta o lo faceva vedere in fondo al percorso la chiesetta, viene chiusa e si trasforma in orangerie. Allora sì, perché posso immaginare, adesso che mi hai fatto vedere, non solo questo orangerie che ad una volta era aperta, esatto, però come si può portare le persone sotto questo porticato verso la chiesetta, esatto, che è molto, molto bella. Esatto, sì. Per adesso è chiuso ovviamente per fare un'altra stanzone, un altro certo, ma infatti spazio loro abitabile. probabilmente, ti ripeto, diventando anche un ambiente stanziale, poi sai, un palazzo di un certo pregio, le orangerie poi in epoca settecentesca ebbero proprio il loro massimo sviluppo, era il dare questo spazio in più che dava ancora più prestigio alla propria abitazione, sai, potendo dire sì, io ho il giardino, ho queste sale, ho questo, e ho l'orangerie. Che effettivamente poi da un punto di vista anche proprio dislocativo è perfetta, perché poi si affaccia su un giardino che dà verso sud, quindi effettivamente anche in inverno diventa proprio un ambiente ideale per piante tipo appunto agrumeti, agrumi insomma, sì. E mi hai detto anche durante il tour che c'era un momento forse di Cividale, hai detto ma cosa state costruendo? Sì, perché in questi tori? in effetti quando fu donata ai Capiferro evidentemente era una famiglia che non aveva fatto grandi innovazioni nell'area, quindi la città di Cividale se ne stava bella tranquilla. Quando i Valvason Magnago cominciano a costruire, probabilmente spuntano ste torri, Cividale comincia un attimino a preoccuparsi se non è il caso che appunto avessero proprio costruito un fortino che volesse dominare la città. Quindi i Valvason Magnago accorrono a tranquillizzare, dicendo appunto che era solo, come dire, una voluta intenzione architettonica di dare la sensazione di aver costruito una villa fortezza. Quando hai cominciato una storia di vino, per ovviamente non sto parlando della viticoltura che va nell'epoca romana, ma la cosa forse più commerciale, quando diventa un'etichetta Roccobernarda. Assolutamente, con una grandissima famiglia, i Perusini Antonini. Grandissima famiglia che collegato ha lasciato degli altri Perusini. Assolutamente, che sono parenti, discendenti dal fratello di Gaetano Perusini, che Gaetano resta appunto insieme alla mamma il proprietario dell'azienda, mentre il fratello si disloca a Ronchi di Gramogliano, quindi sulle colline di Corno di Rosazzo, andando proprio verso Roccabernarda. E con i Perusini Antonini, assolutamente, una grandissima famiglia che ha lasciato una ricchissima testimonianza, partendo proprio dal padre Giacomo, agronomo appassionato,
che acquista poi Roccabernarda da una vendita all'asta, quindi Roccabernarda diciamo proveniva da un'epoca economica un po' traballante, un'azienda nella quale lui crede fermamente, crede nei vitigni autoctoni coltivati a Roccabernarda, quindi riporta in auge già esistente il vitigno del Picolit, e appassionato cultore di questo antichissimo vitigno, per il quale scrive e pubblica nel 1906 il trattatello sul Picolit, cogliendo e recuperando argomentazioni già discusse dal conte Asquini di Fagagna, che elevava il Picolit a produzione proprio della zona di Fagagna, un'opera che lui aveva diciamo compilato e prodotto in collaborazione appunto con l'agronomo Zanon, e studi che poi Giacomo Perusini coglie e completa con questo suo trattatello. L'amore per il Picolit viene seguito anche dai figli, comunque sia Giampaolo il primogenito che Gaetano il secondogenito, solo poi appunto restando Gaetano in sede a Roccabernarda continua quindi a coltivare gli studi appassionati del padre. E quindi per Roccabernarda è l'epoca in cui veramente diviene, come si diceva, questa perla della viticoltura friulana. Allora, il Picolit è un po'... È il simbolo della nostra azienda, assolutamente, che noi, l'Ordine di Malta per primo, Sagrivit appunto per secondo, e seguono, anzi parimenti, perché appunto è l'azienda che gestisce la nostra azienda e la nostra unità operativa Roccabernarda, e ci credono fermamente, quindi è proprio un onore continuare a credere in questo vitigno e in questo vino che è veramente il simbolo della nostra realtà. Ma secondo me è anche un simbolo del Friuli Venezia Giulia. Assolutamente, ma per noi a maggior ragione, oltre che esserlo per l'azienda, è fermamente nostro dovere morale continuare a crederci fermamente e quindi a darne testimonianza, la giusta testimonianza che si merita. Ovviamente non fate solo Picolit. No, stiamo bevendo un friulano buonissimo. Sì, stiamo bevendo un friulano, annata 2024, e noi infatti produciamo sia autoctoni sia vitigni di origine francese, quindi vitigni internazionali, e in questo caso appunto Roccabernarda produce come autoctoni la ribolla gialla, oltre al Picolit, quindi ribolla gialla, friulano, refosco dal peduncolo rosso e pignolo. E poi abbiamo vigni, appunto, produciamo anche vini Pinot Grigio, Sauvignon e Merlot. Allora, una gamma ampia ma non esagerata. Questo mi piace, che è un po' mirato su prodotti importanti. Questo mi piace tantissimo. Assolutamente sì, perché quello che conta è la qualità e di conseguenza dei vini che devono rappresentare innanzitutto l'azienda, la sua storia, la zona vitivinicola Friuli Colli Orientali, la regione, è quello appunto che è il nostro voler presentare al mondo un determinato tipo di vino, di prodotto, e di conseguenza sì, in questo momento siamo appagati da queste tipologie, assolutamente, quindi da questi vitigni. Molto bello, mi piace tantissimo questo focus sui autoctoni, però anche essere aperto anche degli altri. Anche perché sai, è bella l'espressione che è stata creata anni fa, un vigneto chiamato Friuli. Quindi qualsiasi vitigno qui attecchisce, dando la peculiarità del terroir, ovunque poi tu ovviamente lo impianti, lo inserisci. Quindi un vigneto chiamato Friuli, un giardino di vigneti, secondo me, ha la possibilità di produrre l'autoctono in quanto... come dire, definizione della regione in sé e delle zone vitivinicole, e poi proprio il vitigno proveniente dal di fuori a dimostrazione che è un terreno perfettamente idoneo alla produzione della vite. E allora questa preconcezione che ho avuto io dell'ordine di Cavalieri di Malta,
Quando si entra questo? Io ho pensato che era una cosa da Medioevo, che No, erano... no, Io assolutamente. avevo nel mente di questi cavalieri proprio pieno delle corazzieri, tutto quanto con le spade che Vabbè, vanno in giro ecco, di Rocco allora Bernardo. no, allora no. Allora, l'ordine di Malta, beh, è un ordine antichissimo, fondato nell'anno 1000 a Gerusalemme. Agli inizi si chiamavano ospitalieri, giovanniti, Ospitalieri. sì, perché loro in realtà organizzavano l'accoglienza di pellegrini e di soldati in Terra Santa, quindi Ok. davano l'assistenza dal punto di vista proprio ospedaliero, quindi crearono i primi ospedali da campo e organizzavano appunto l'accoglienza delle persone, come ti dicevo, dei soldati, ma anche dei pellegrini che arrivavano in Terra Santa. E non erano collegati con i Templari? No. No, ok. Allora, Avevo hanno tutti, anche questa ovviamente preconcezione. sono degli ordini monastici, di Esatto. conseguenza il simbolo è giustamente la croce. Nel caso appunto dell'Ordine di Malta, la croce ha 8 punte, Ok. la croce di San Giovanni Battista, che appunto è il patrono dell'Ordine di Malta, le 8 punte rappresentano le beatitudini. Ok. È un ordine ovviamente cavalleresco monastico, quindi fondamentalmente cristiano, di conseguenza la croce è il simbolo del nostro credo. E poi con la perdita delle Terre Sante avviene la diaspora, tutti appunto abbandonando le Terre Sante ci si disperde e anche l'ordine, anche questi cavalieri devono appunto abbandonare le Terre Sante, quindi migrano in varie isole del bacino del Mediterraneo, dalle quali talvolta ne assumono il nome. Faccio giusto un breve passo indietro. L'ordine poi viene ufficialmente riconosciuto nel 1113 con bolla papale come effettivo ordine monastico Ok. cristiano, esatto. Quindi poi talvolta dalle isole, diciamo, nelle quali trasmigrano, ne assumono anche talvolta il nome, quindi diventano anche, te la riassumo brevemente, cavalieri di Rodi, poi infine sbarcando a Malta, cavalieri di Malta. Ok. Vengono poi a fine Settecento sconfitti da Napoleone, quindi devono abbandonare l'isola e lì appunto avviene la diaspora di questo ordine Un'altra di volta. Malta, che si sparge un po' ovunque. Un esiguo gruppetto sbarca a Trieste, si parla circa di metà Ottocento, e poi scende definitivamente a Roma, dove la sede appunto ufficiale è in via Condotti. Ok. Però legata a Roccabernarda, come nasce? Praticamente nel 1977 il professor Gaetano Perusini fa un testamento, redige un testamento, e quindi alla sua morte, aprendolo, viene alla luce che appunto la sua decisione era di lasciare Roccabernarda all'Ordine di Malta, che quindi lo riceve dal lascito Ok. testamentario. Sì. E da ora è stato E da gestito ora è stato, sì, poi nel 2006 l'Ordine di Malta appunto crea questa società a responsabilità limitata, Sagribit, Società Agricola Vitivinicola Italiana, che appunto raccoglie al suo interno tutte le aziende dell'Ordine di Malta, quindi legate a quella che è la parte agronomica, quindi non so, anche la produzione, colture di foraggi, allevamenti di bestiame, produzione anche di agrumi, produzioni di noci, nocciole, e le 3 aziende vinicole. Ok. C'era un motivo che questo Gaetano ha scelto l'ordine di Malta? Allora guarda, esattamente non lo si sa. Ok. Molto probabilmente, non avendo eredi diretti, il suo intento era probabilmente lasciare la proprietà a una fondazione, a un ente che potesse anche un po' seguire il filo conduttore di quello che era lo spirito anche della famiglia stessa, Ok. Perusini Antonini, Cumano, quindi questa, diciamo, motivazione quasi filantropica, di assistenza al prossimo e alle fasce più bisognose della società. Quindi evidentemente desiderava che la proprietà in sé si aprisse a quello che era un mondo alla fine di opere caritatevoli e assistenza, probabilmente anche di studio, di ricerca, e quindi probabilmente nella figura
rappresentata da questo ordine, Ok. sovrano ordine di Malta, decide probabilmente per questa definitiva destinazione. Hai parlato anche durante la visita che c'era stabilito un tipo di scuola lì? Sì, allora quando, la famiglia Perusini Antonini appunto gestiva la proprietà, era il proprietario dell'azienda, in alcune stanze del caseggiato di produzione, che è il primo caseggiato che si incontra entrando nella proprietà, aveva adibito alcune stanze anche a scuola elementare, Ok. quindi basica istruzione, per i figli dei roncars, dei coloni che lavoravano per la proprietà. E quindi anche questo ti dà proprio la sensazione di come avessero dell'attenzione Mhm. per le persone e alle loro dipendenze. Infatti pensa a te, anche tradizione della famiglia Perusini Antonini era il 20 di agosto, che cade appunto la festa del patrono della località, San Oh. Bernardo, Ah. sospendere per un giorno i lavori, aprire le porte della villa ai coloni e alle loro famiglie, e far celebrare una messa e organizzare un pranzo per i propri dipendenti. Ah, Quindi ok. era un giorno di festa, tradizione che l'Ordine di Malta e il Sagrivit poi successivamente ha avuto il desiderio e la volontà di continuare, di proseguire, ma purtroppo in questo momento per noi negli ultimi anni diventa un po' difficile, perché poi agosto è piena epoca di vendemmia, quindi Certo. momentaneamente si è deciso È di difficile. sospendere. Anche con l'accordo dei roncars stessi, che cominciano a essere, ahimè, sempre di meno Sempre i di meno. testimoni che lavoravano presso la famiglia. Però una tradizione che è molto importante ricordare, anche per dimostrare proprio la sensibilità della famiglia verso i propri dipendenti. Questo è un termine nuovo anche per me, questo roncars o Sì. colonie, mi ha Sì, detto. allora coloni più nelle mie zone, dove Ok. appunto La tua zona, generalmente io cioè? sono della provincia di Gorizia, Ah, ok. parlando di vino la zona Isonzo, per Ok. intenderci. Sono tra Gradisca e Cormons, Ok. più verso Gradisca però. E diciamo che sono coloro che lavorano per il proprietario, che può essere la chiesa come il nobile, e quindi hanno queste case coloniche, cioè date a loro Ok. in affitto, dove loro ovviamente non pagavano con l'affitto, ma Con il diciamo lavoro. con il lavoro, nel senso che davano la maggior parte del ricavato al nobile, tenendosi qualcosa per se Ok. stessi, quindi tra virgolette, si Il si cosiddetto mantenevano. mezzadri quella Bravissimo, volta. esatto, Ok. la mezzadria. Roncars era più o meno similare, avevano appunto queste case nella zona dei ronchi, quindi dei filari Roncars, collinari, ok. e infatti le vedi ancora tutte attorno a Roccabernarda, che richiamano poi anche il colore della villa padronale, quindi Ah. questo rosso mattone che identifica l'appartenenza alla proprietà, dove appunto queste famiglie numerose lavoravano per il proprietario. Ok, e tu hai detto una cosa, una parola chiave, un pezzo di informazione importante, che il santo patrono di queste Sì, zone è Bernardo. Roccabernarda. Sì, però attento che non Non è è la stessa legato, cosa. no, non è Ah, legato, vedi? perché il fondatore fu, cioè colui che decise, ebbe l'input che poteva ricoltivare queste zone collinari, fu il Bernardo Valvason Magnago. Ah, Bernardo, quindi ok. figlio di colui che, sposando la Pantasilea, subentrò nella proprietà al posto Ok. dei Capiferro. Quindi un discendente, il Bernardo, decise, sì, Di chiamarlo insieme al Roccabernarda. fratello, di investire, quindi creare l'azienda vinicola, far costruire la villa, e quindi giustamente, come testimonianza da una lapide che proprio sulla parete della chiesetta, Mhm. chiesetta di famiglia, della piccola cappella familiare, c'è proprio questa lapide che testimonia che Bernardo Valvason Magnago volle creare questa realtà di cui noi siamo tutti successivi poi testimoni. Ok. E quindi prende proprio da lui. Un Ok. gioco di parole Non di tra San Bernardo Bernardo. e Rocca, no. Ok. Probabilmente
visto che il patrono era San Bernardo, diedero il nome a Bernardo del patrono. Ok, Sì, allora c'è un collegamento, ma non è proprio per il santo. No, non per il santo, non religioso, diciamo. Ecco. Ok. E non ha niente di fare con il grande cane che si vede con... Neanche. No. Che porta una botte per Esatto. una botticella. Solitamente mi sembra è cognac o Sì, brandy o whisky o cognac, esatto. c'è qualcosa, e dà assistenza soprattutto al malaugurato che va a rischiare fuori pista avventure un po' troppo destabilizzanti. Esatto. Allora concludiamo, perché siamo già a quasi un'ora. È volata, è letteralmente volata. Ti dico, tutti gli ospiti dicono la stessa cosa. Che sembravano 20 minuti a me. Siamo quasi un'ora. Vabbè. Volevo parlare un po' della produzione di quello che fa, perché abbiamo parlato delle uve coltivate e stiamo bevendo un friulano, che prendo un altro boccino. Vuoi anche un po'? Volentieri. Ok. Ormai siamo in ora quasi di pranzo, ma aperitivo, diciamo. Mi piace sempre condividere una goccia di vino durante il podcast, ma mi sembra che ci sono dei vini, quello hai detto che questi vini più freschi, però ci sono anche i vini più importanti. Assolutamente, c'è la linea riserve. Allora, la linea base è un monovarietale, produzione in acciaio, che ti dico è la produzione che caratterizza quello che è la produzione annuale dell'azienda. Quindi, come ti dico, i nostri monovarietali acciaio sono appunto un misto tra autoctoni, come ti ho elencato prima, e vitigni di origine francese, che poi furono impiantati in Friuli tra fine 800 e inizi 900, attecchendo in maniera perfetta. Poi andiamo alle riserve, che in questo caso subentra il Picolit, il nostro grande pignolo. È un vitigno che ha giustamente la sua importanza e non deve perdersi nella memoria. Facciamo anche noi parte di questa meravigliosa associazione del Pignolo, fondata appunto dal nostro comune amico Ben, esatto. che salutiamo. E poi invece abbiamo delle riserve di nostra creazione, quindi Vineis, che è un blend di friulano, ti do l'importanza in percentuale, quindi friulano è ribolla gialla ed è un Vineis 2022, e poi abbiamo il Centis, che è un blend invece rosso, che è quindi l'assemblaggio del circa 80% di Merlot proveniente dal legno e il 20% di Cabernet Franc proveniente dall'acciaio. Cabernet Franc in questo momento non l'abbiamo in produzione monovarietale, lo teniamo soltanto per assemblaggi. Solo per quello. Sì, esatto. Però penso che probabilmente in futuro poi torneremo a ricreare anche questo vino Cabernet Franc. C'è qualche idea forse nel futuro di fare quel classico uvaggio friulano, ribolla gialla, malvasia, mettendo forse qualche pianta di malvasia, o non è mai stato un vitigno importante per l'azienda? No, guarda, dire che non è stato importante non è giusto. Diciamo che in questo momento non c'è l'intenzione. Ecco, solo questo, senza nulla togliere alla meraviglia, alla peculiarità, alla bellezza della malvasia stessa, sia come vitigno che come vino. In questo momento no. Ok, perché c'è questo un po' di movimento di questo uvaggio friulano, no? Con questi tre vini. Siete così vicino che ci vuole così poco per arrivare lì, però ovviamente ogni azienda ha la sua... In questo momento ti dico non è in previsione, poi magari in un futuro podcast ti dirò il contrario, però in questo momento no, non è stata accarezzata l'idea, ecco. Ok. Crediamo intanto e continuiamo a coltivare e a metterci tutto e a intensificare il nostro impegno sui vitigni che già abbiamo. Ok, e a parte ovviamente non malvasia, ma c'è qualche progetto futuro, qualche, non so, idea per un nuovo vino, un nuovo uvaggio, qualcosa che forse sta sviluppando, che si può rivelare? Ci stiamo meditando, ma ancora non posso esporre nulla perché sono progetti in essere che
nel corso del prossimo anno o dei prossimi 2 anni vedremo in caso di far evolvere. In questo Ok. momento Non si può dire. le etichette crediamo nelle stabili. etichette che abbiamo, sì. Infatti è cambiato, ho notato anche che Sì, è sì, la cambiato grafica è stile, cambiata. sì. Sì, abbiamo, come vedi, personalizzato anche la bottiglia mettendoci il Bello, bellissimo simbolo sì. dell'ordine che gli dà quell'eleganza in più. Ormai, come vedi, la Borgognotta è subentrata anche per i rossi, addirittura sia per le riserve dove appunto c'è una Borgognotta un attimino più importante, e secondo me è una forma di bottiglia assolutamente bella. No, è molto bella, soprattutto con Sì, il, sì. il simbolo sulla bottiglia, Sì. che dà un ulteriore Dà un valore. ulteriore valore in più, e ti dirò anche questo, che quindi nella storicità di questa azienda è stato anche molto lungimirante, secondo me, Gaetano. Apro una rapida parentesi, perché ha abbinato, cioè ha deciso che subentrasse poi una realtà che è molto storica, Certo, è molto importante, cioè è parimenti, se non di più, e nulla voglio togliere, proprio alla storia di Rocca Bernarda stessa, quindi un erede di tanto valore, veramente di tutto onore, vero, vero, vero. E infatti che ha questo... dato anche quell'apporto in più. Sì, ma facendo questo strategia, chiamiamola strategia, ma questa idea di donare a questo ordine storico aggiunge ancora storia all'azienda, Assolutamente, no? E infatti assolutamente. io avevo un'idea di una storia molto più lunga quando si parla di ordine di Malta, però sì, dà un'impressione di storicità Assolutamente. ancora più profonda. Guarda, io ti dico solo questo: quando noi abbiamo queste visite guidate, che le nostre poi sono incentrate, come l'avrai constatato anche tu, soprattutto sulla storia, parliamo quasi 50 minuti, solo della parte storica, Infatti, solo della perché parte è storica. profondissima questa storia. Poi c'è il collegamento con il vino, con la realtà poi della regione, e subentra poi la storicità della proprietà, quindi secondo me è un argomento molto molto interessante che Certo. non trovi facilmente, ecco. Esatto, ma secondo me quando si viene in Friuli e vuoi un po' capire la storia di vino in questa regione, è uno di questi punti importanti dove devi andare un po' a capire la profondità di storia quando si Certo. parla di vino in Certo. Friuli Venezia Giulia, che Certo. non è una cosa che è cominciato negli anni 70 o anni No, 80, assolutamente. che ha 2000 anni di storia. Certo. Allora, Carla, è arrivato il tuo momento. La famosa busta. Esatto. La famosa La busta. famosa domanda del cavolo. Tu hai già Ok. fatto domande L'ho già calice di fatto, stelle. caro, mi ricordo, Esatto. sì. Allora però tu devi scegliere una nuova. Allora ti do una sceglie delle buste Sì. e dopo scegli uno e dopo io te leggo la cosa. Ok. Allora, tira fuori qualsiasi cosa. Ok. Benissimo. Tieni. Ok. Allora, vediamo. Forse devo mettere anche gli occhiali che non vedo. Vabbè, come vedi io li ho tenuti sempre, quindi non li ho mai tolti. Ok. Questa potrebbe essere, possiamo anche scegliere un'altra perché Va questa bene. forse è per un produttore, però puoi adattare questa domanda Tentiamo. di cosa. La domanda è, la tua domanda del cavolo Sì. è, c'è un odore nella tua cantina che ti ricorda qualcuno? Un odore che mi ricordi qualcuno. Sì, usato nella Quando cantina, entro ma in potrebbe cantina. essere anche dentro la villa qualcosa. C'è qualche memoria che viene fuori provocato di un odore. Allora, quando io entro in cantina e vado nella zona dei legni, delle baricche, Ok? l'odore che alle volte emanano, questo rovere, mi ricorda molto quando papà riuniva, raccoglieva, perché noi avevamo una casa molto grande con dei caminetti, raccoglieva quindi la legna fuori dove aveva la catasta, e per accendere il fuoco nelle serate domenicali in famiglia. Ok. E ogni tanto, quando percepisco questo odore passando in cantina, mi riporta a questo, mi ricollega all'infanzia, alle serate trascorse insieme. Bello.
bello. C'è qualche cena, qualche domenica in particolare che tu ricordi che si può raccontare? Certo, i miei avevano una grande tavernetta al piano di sotto. I miei non erano legati al settore agricolo, mio padre era un ufficiale e mia madre era un'imprenditrice, quindi nulla a che fare col mondo agricolo. L'unica cosa positiva è che mia madre è friulana, mentre mio padre era nato in Libia, a Tripoli, perché era figlio di un ufficiale di marina, quindi era nato nelle colonie. Ok. E mia madre l'aveva introdotto al mondo del vino perché mio padre non beveva. E mia madre, da brava friulana, anzi metà friulana metà gradese, e questo lei lo sottolineava, amava quindi il vino, aveva introdotto mio padre in questo mondo meraviglioso che lui aveva apprezzato quasi immediatamente. Quindi organizzavamo delle cene familiari, c'erano delle occasioni in cui ci riunivamo tra parenti, eravamo dalle 12 alle 15 persone. Bello. In questa tavernetta dove papà poi organizzava, appunto, perché era lo chef di casa. Mia madre pensava soltanto al vino, mio padre invece si dedicava al cibo, mia madre era un po' pasticciona. E quindi accendendo questo caminetto dove poi molte volte anche si grigliava della carne, e poi ci riunivamo tutti, avevamo queste domeniche, queste serate in cui stavamo tutti insieme con i parenti da parte della mamma, quindi mia zia con i miei cugini, mio zio, questa famiglia allargata. Bello. E occasioni particolari potevano essere le vigilie di Natale, Natale stesso, oppure anche la sera del martedì o giovedì grasso, quando era carnevale. E quindi per me era un momento in cui la famiglia stava bene, in un posto veramente ovattato, chiuso al mondo, dove tu in queste serate invernali, tra il caminetto e questo odore appunto di legno che bruciava, ho questo, prima ancora che bruciasse, proprio il legno che papà portava nella stanza per poi creare, bravissimo, per poi creare appunto la base per il fuoco, dove poi si mangiava, si beveva, si stava in compagnia. È un ricordo che mi è rimasto molto impresso, anche perché poi noi figli in realtà non abbiamo fatto famiglie numerose e di conseguenza questo un po' poi è venuto a mancare. Ci riuniamo sempre nelle occasioni familiari, assolutamente sì, e il punto di riferimento è casa mia perché sono centrale rispetto ai fratelli e ai cugini sparsi un po' dappertutto, però quella familiarità lì abbastanza cadenzata è venuta poi a perdersi, e quindi è un ricordo veramente, veramente piacevole. Ecco. Bello, molto bello. Carla, grazie tantissimo. È stato un piacere. Ce l'ho fatta anche stavolta con la domanda del cavolo. Ne sono venuta fuori. Tu sei l'unica che ha fatto 2. Ah dai, davvero? Sì, perché gli altri si sono rifiutati? No, perché degli altri che hanno fatto durante il Calice di Stelle non sono ancora venuti per fare il podcast. Allora sì. Faranno senz'altro anche la seconda, certo. Non che sono la prima. Sì, sono la prima, ecco, diciamo. Esatto, prima di fare 2. Okay. Va bene, è un onore. Grazie tantissimo. Carla, è stato veramente un piacere. È stato un piacere anche per me e spero di rivederti presto. Assolutamente. Quando ci sono degli eventi, delle cose, mandami un messaggio perché spesso lo perdo, perché vengo su volentieri. È un contesto Ti terrò bellissimo. Aggiornato. Con vero piacere. Che quelli che ascoltano, se avete possibilità di visitare Rocca Bernarda, andate su perché è veramente una meraviglia. Grazie Carla. Grazie a te di cuore e buon proseguimento. Anche a te. Voglio ringraziarvi per essere qui alla Taverna. Non dimenticate di seguirci su Instagram alla Taverna Podcast, Facebook alla Taverna Friuli, e se ci ascolta su Spotify o Apple Podcast, lasciaci una recensione di 5 stelle.